Oh mio Dio, sì. Cioè io pensavo che almeno per l'ultima puntata lei... Tu, te lo del lei, anche perché sai, con te non si pensa mai. Cosa vuol dire questo? Questo è il mio ultimo quadro. È un omaggio al celebre pittore italo-americano Mario Fratelli. Ma dai! Fu il massimo esponente del movimento tubista. Fu un pittore maledetto. Si dice che avesse 3 vite e ogni volta che sbagliava un quadro ne perdeva una e doveva ricominciarlo da capo. Fu un artista criticato e incompreso in vita. E infatti la sua frustrazione lo portò a fare uso di stupefacenti, soprattutto funghetti, che lo facevano sentire grande e potente. Nel suo periodo più buio, il fratello Luigi, nel tentativo di riportarlo sulla strada della fede, lo portò con sé in un pellegrinaggio a Medjugorje, dove i due scoprirono di avere un terzo fratello, Paolo Bros. Oh sì, oh mio Dio. Questo vabbè, dai, per favore, ma questo è Super Mario Bros, ragazzi. Bene, Lauro. Aspetta, mi sono scordato questo. Allora, Lauro, su che cosa stai riversando? Ti piacevano i baffi? Malandrino. Lascialo stare. Lo vedo, mi guarda con l'occhio languido. 6 puntate che viene solo per te. Su cosa stai riversando la tua creatività? Ma in questa settimana ho avuto molto da fare con un mostro. No, non è il mostro, è la mostra. È quella dove ci sono le quadre. Giusto, quella dove ci sono le quadre. Le fanno nelle musee. Brava. Nelle musee, nei gallerie d'arte. Oh sì. Vedi che ho imparato anch'io, sto diventando liquido, vedi? Sono proprio liquido. Sono proprio liquido come l'acqua che scende in un'alluvione. Al massimo come l'acqua che scende da uno sciacquone. Però brava Mandella. Ci sono cascato. Fuoco. Io ho messo la lingua però. Ma che fai? Ci provi con me, Mandella? Parliamo di questa mostra, che cos'è che esponi? Pipe che si fumano, le pipe. pipe. Io ho una passione per le pipe. Sì, è cominciata all'inizio, me le facevo fare. Poi ho imparato a farmele da solo e ho scoperto che è molto più divertente. Sì, è diventata proprio quasi una dipendenza. Ma cosa stai? C'ho proprio questo hobby, ogni giorno mi devo fare una pipa. E che mi rilassa, capito? Ma dai. Oh sì, oh mio Dio. Cioè io cerco di tenerla insieme ma non riesco. C'ho proprio una stanza a casa adibita alle pipe. Ogni giorno, ogni pomeriggio vado lì dentro e mi faccio una pipa. Dai! Ma poi le pipe... le dedico anche alle persone, cioè le faccio, capito, personalizzate. L'altro giorno ho fatto una pipa pensando a te, Mandella. Dai! Mi sono scordato di portartela. Per fortuna. Ma stiamo sì. Oh mio Dio. Ti pensavo, facevo la pipa e dicevo malandrino. È questa mano che mi incuriosisce, l'altra so benissimo. Senti, ma stiamo sempre parlando delle pipe che si fumano. Eccoci. Noi povere creature indifese, create dopo un Big Bang, riunite da una gangbang. E Dio creò la luce, l'acqua, il gas, il wifi, l'anno solare, il mese lunare, la settimana enigmistica, il giorno e la notte, le 4 stagioni, i nuovi episodi, la creazione, atto divino, simbiosi, fatto divino, cirrosi. Come un flusso energetico infrarosso dal dito, pitta rosso infradito. L'uomo e la creazione, 2 lati dello stesso specchio, mai uguale. 2 fette dello stesso spec, mai ale. Sono venuto al mondo piangendo e scalciando, non parlante, come un mutuo saltimbanco, come un mutuo saltimbanca, finché non ho proferito la mia prima parola. Mamma, mamma, mamma. Oh mamma, mamma, mamma. Sai
perché mi batte il corazon. Sì, ho visto Maradona. Questo è un coro da stadio, Lauro.